Grande successo della manifestazione, seconda fiera mostra mercato Valle del Platani, raduno di auto e moto d'epoca fatti nei giorni 23 e 24 aprile, organizzata dall'Associazione Automobilistica Riccardo Annone, presieduta dal sempre vivace Totò Scozzari, di capacità intellettuale e politica, già consigliere provinciale di Agrigento, un centinaio per l'occasione le auto storiche e le moto che hanno voluto solcare le strade di Casteltermini, con la partecipazione del Ferrari Club Sicilia, insomma un evento che è servito anche ad animare l'economia di Casteltermini dopo 2 anni di Covid e di lockdown e che ha visto anche l'esibizione del gruppo folcloristico del Tataratà e la visita degli stand della fiera organizzata per l'occasione, quindi la premiazione dei partecipanti con una targa ricordo dell'evento stesso. Abbiamo organizzato questa grandissima manifestazione, fiera mostra mercato auto e moto d'epoca in maniera bellissima. C'è stata una partecipazione di più di 200 auto d'epoca che io non immaginavo. Abbiamo fatto visitare tutta Casteltermini, il centro storico, la miniera Cozzodesi. Forse ne ha sentito parlare e fa Casteltermini famoso. L'evento è stato un raduno mega galattico, grazie all'organizzatore Totò Scozzari che ha permesso di fare venire gente a Casteltermini da tutta la Sicilia. C'è stato pure un aiutino da una persona che è accanto a lui, ha fatto venire gente da Palermo, Marsala, Mazzara, Cattanisetta, tutti i paesi e le città vicine. Dopo tanti anni fermi, bloccati a causa della pandemia, oggi c'è stato i 2 giorni di festa in tutto il paese e mi auguro che questo sia un punto di partenza nuovamente per un'Italia libera, un'Italia che vive e che lavora. Per l'evento è stato un raduno mega galattico, grazie all'organizzatore Totò Scozzari che ha permesso di fare venire gente a Casteltermini da tutta la Sicilia. C'è stato pure un aiutino da una persona che è accanto a lui, ha fatto venire gente da Palermo, Marsala, Mazzara, Cattanisetta, tutti i paesi e le città vicine. Ma io ti posso dire che da quando faccio raduni è il primo raduno di tot presenze che non voglio dire quante siamo stati e ce la siamo voluta fino all'ultimo secondo. Grazie a Totò Scozzari, grazie alla gente di Casteltermini, grazie al sindaco e grazie a tutti quelli che hanno collaborato a fare sia la mostra scambio sia il raduno di autorepo. Da Massimo Sciarziva, grazie a tutti. Ciao, grazie.